Tutto pronto per la Notte Rossa di Maranello, prevista per sabato 18 giugno. Il programma della Grande Kermesse, presentata nei giorni scorsi, prevede quest'anno importanti novità. Per il sindaco Massimiliano Morini questa sarà un'edizione ancora più incentrata su motori e passione. Maranello, città dei motori per eccellenza, sarà ancora una volta protagonista per accogliere migliaia di appassionati che potranno vivere tante esperienze legate alla Ferrari, ma non solo, afferma il primo cittadino. La Notte Rossa è infatti un appuntamento ormai imperdibile per chi vuole fare esperienze emozionanti nella città simbolo della velocità e dell'innovazione. Giunto alla quinta edizione, il grande evento organizzato dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito, con il supporto di tanti soggetti privati del territorio, ha richiamato negli anni passati decine di migliaia di persone, connotandosi di diritto come uno degli eventi più importanti dell'Emilia-Romagna, grazie a un mix molto attraente di motori, artisti di livello internazionale, spettacoli, intrattenimento e gastronomia. Una formula confermata anche quest'anno tra esposizioni di Ferrari lungo il centro cittadino, show multimediali, buskers, simulatori e pit stop, polo tecnologico, stand enogastronomici e tanti eventi capaci di coinvolgere il pubblico. Sono questi alcuni degli elementi di un programma che si preannuncia ricco di proposte e che sarà svelato nel corso delle prossime settimane. Per rimanere aggiornati, il riferimento è il sito maranello.it.